Buonasera amici di Rugby House, bentornati in studio con la bella vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta allo Zaffanella di Viadana. Siamo pronti ad una nuova sfida, come posso dire, 2 settimane intense, 2 weekend di grande importanza sotto il profilo ovviamente dei playoff, ma anche per testare il livello della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Lo faremo oggi con l'ospite che è venuto a trovarci, Nicolas Bordin. Ciao Nicolas, benvenuto. Ciao a tutti. E poi è il momento anche del coach del Borsari Rugby Badia, insomma, Giovanni Che. Ciao Gio, bentornato. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. Allora Nicolas, dicevamo una bella vittoria a Viadana che fa il paio con quella con i Lions, e ovvio un match era importante vincere, a un recupero servivano punti e i punti sono arrivati. Sì, infatti diciamo che il nostro obiettivo adesso è rimanere alti nella classifica, puntiamo a questo punto ai primi posti e ogni partita diventa importante, quindi andiamo step by step e cerchiamo di vedere ogni partita come l'ultima, cioè come la più importante. Ecco, com'è andata la partita col Viadana? La partita con Viadana, come abbiamo visto anche nelle ultime partite in generale, è stato un ottimo primo tempo e li abbiamo messi subito sotto, sia fisicamente sia nel gioco, ma soprattutto nel punteggio. E infine nel secondo tempo comunque abbiamo dominato e c'è stato un miglioramento rispetto alle scorse e siamo riusciti a vincere sia il primo sia il secondo tempo. Gio, tu hai visto la partita col Viadana? Ho visto un pezzo della partita, sì. Ho visto un pezzo, sì. Ecco, guardando quello che sta facendo il Badia, specialmente quello che ha fatto col Tarvisium, dovremmo un po' compensare, no? Rovigo fa benissimo il primo tempo, Badia che fa stupendamente il secondo, insomma bisogna trovare un punto in comune. Cosa ne pensi? Speriamo 80 minuti questo weekend, tutti e due, Rovigo anche Badia. Sì, no. Quello che ho visto di Rovigo, non penso che sia stata la prima partita dove hanno giocato solo un tempo, però devo dire anche che è già meglio, vedo più consistenza adesso nei weekend. Secondo me la partita giocato a Piacenza, non penso che ho visto un primo tempo così negli ultimi 5 anni, allora questo è un gran positivo per i ragazzi. Tu dici, il primo tempo col Piacenza è stato quello che 44 punti penso che hanno messo su. Sì. No, bellissimo primo tempo. Ecco, diciamo che il primo tempo col Viadana non è molto distante rispetto a quello con il Viadana. Mi ha fatto una battuta sul secondo tempo, è ovvio che siamo stati un po' scottati dal secondo tempo con le fiamme, ma chiudere il primo tempo avanti di 18-20 punti dà un po' più di sicurezza, no? Sì, decisamente, siamo molto fieri del lavoro che stiamo facendo, lavoriamo bene e il primo tempo dimostra il nostro lavoro e ci manca solo quel piccolo gradino per poter migliorare e mantenere questa consistenza per tutto il secondo tempo, che secondo me non ci manca affatto. Ecco, qual è stata la chiave del match secondo te con Viadana? La chiave del match, diciamo che sotto molti punti di vista eravamo dominanti, fisicamente poi eravamo consistenti e siamo stati molto precisi, la precisione ci ha aiutato e soprattutto in alcune mete in cui abbiamo sfruttato l'occasione per poter segnare. Ecco Gio, quando parli di consistenza, traducendolo in semplicità, cosa vuol dire all'interno della partita? Vuol dire, per me è tanto trovare un ritmo weekend dopo weekend, giocare un tipo di gioco che ogni settimana diventa meglio. Quello per me è la cosa più importante. Secondo me Rovigo quest'anno è stato molto molto difficile, perché è stato per loro tanti break nel Covid, tanti partite di recupero, sicuramente non è facile perdere 2 o 3 giocatori come per il Permet, sicuramente non ha aiutato tanto. Allora è normale che ci vuole un po' tempo, però come hai detto sempre io, anche il scudetto è vinto nel playoff, non prima. Chi arriva in forma nel playoff secondo me è in posizione ottima. Ecco Nicolas, nelle scorse settimane si è parlato molto di queste nuove linee che Alistair ha dato per resettare, mettere il focus giusto all'interno della partita, no? La partita ha diversi momenti, stanno andando, li state applicando, stanno avendo diciamo le conseguenze? Sì, stiamo vedendo decisamente i frutti del nostro lavoro, infatti in tutte le partite si è sempre stato migliorando. Partendo da Fiamme Oro, che nonostante la sconfitta abbiamo dimostrato di valere molto nel primo tempo e c'è stato solo un piccolo calo che siamo riusciti sempre a migliorare partita per partita fino ad arrivare a Viadana e adesso vogliamo migliorare ancora di più. Ecco, la sensazione è che durante il secondo tempo ci sia stato praticamente quel sorta di momentum, come viene definito, un trend negativo. A un certo punto
appunto sembra che quelle parole chiave, no? Abbiano fatto desistere i giocatori ad andare a contendere il pallone in rack, a stare più attenti alla disciplina. È successo? È stata una nostra impressione o si è verificato veramente così? Sì, stiamo lavorando su questo aspetto di cercare di smettere di fare negativo, trovare la positività tra un'azione e l'altra e cercare, se facciamo un negativo, trovare subito un positivo. Stiamo lavorando molto su questo e cerchiamo di farlo al meglio. Ecco, questi aspetti, questi momentum, come li definisce Alistair, insomma, da gestire come coach, sto parlando in questo momento, sono abbastanza difficili, insomma, se uno fosse in campo sarebbe più semplice da applicare. Certo, no, sicuramente non è una cosa facile, sai, soprattutto in questo campionato c'è tanto rugby, c'è anche squadre molto diverse in qualità, secondo me, che è una cosa che non aiuta. Secondo me Revigo ultimamente anche non è che abbiamo giocato contro i migliori, che non è una cosa facile. Secondo me le prossime 3 partite sicuramente aiuto tanto andando avanti per Revigo. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere la vittoria della Femice Z Rugby Rovigo Delta Viadana per 29-7, poi rientriamo perché fra 2 giorni Rovigo fa visita al Valo Rugby. Kick-off ufficiale di questo secondo recupero, la pressione subito su Matteo Moscardi che riesce ad evadere il primo placcaggio, palla a disposizione per Alberto Chillon con Pomaro pronto a ricevere, lo fa in questo momento, sostenuto da Stefano Sironi e Edoardo Lubian, subito Alberto Chillon, Facundo Ferrario, Bibi Quaglio in mezzo, palla che arriva a Matteo Ferro insieme allo stesso compagno di tante battaglie, ancora Abner Varrenen, Facundo Ferrario di Ederich, il giocatore di Rosario, palla lenta, il pick and go molto interessante, la meta di Abner Van Renen, meta numero 2 in stagione per lui. Prende la rincorsa numero 10, ex Western Province. Palo. Centra il palo Abner Van Renen. La meta numero 2. C'è un primo stop. Chillon la può giocare con Moscardi e Lertora pronto a ricevere. E Abner Van Renen. Adesso deve giocare. Chillon attacca lui! La meta di Alberto Chillon. Si era visto assolutamente il buco. Infila l'H. 12-0. Infatti si lamenta un po' Chillon, nel senso lo cambia adesso Varrenen. Adesso ancora ci va nel senso con Moscardi, Bacchetti, Lertora, rischio di essere cacciato fuori. Deve mettere il recoil Sironi. Lo scontro su Gregorio, va a cercare l'aspetto fisico. Davide Ruggeri, problemi alla spalla per Raffa Lertora, ancora per Edoardo Lubian, anzi non è spalla, è gomito. Abner Varrenen centrale del suo piazzato, dopo il... anche fa piacere prendere questa touche con Varrenen, Lertora, si inserisce Leo Sarto, il piede di Leo Sarto, Staville a coprire il rimbalzo che agevola Staville. Ottimo lavoro dell'argentino che ha anche punch fisico per andare a contatto. Rovigo si deve ristrutturare da un punto di vista difensivo, però Abner Varrenen sicuro là dove serve. Bassa intensità del match. Buono lavoro Davide Ruggeri col pallone tra i piedi, calcio e punizione fuori da Femice Z Rugby Rovigo Delta. Situazione centrale, palla alta sulle bandierine, per cui deve sfruttare questa superiorità Rovigo. Bacchetti pesta sui piedi, adesso deve rilasciare questa palla con Steolo, tutta palla fuori per Riccardo Sironi, Stefano Sironi. Chillon, Ferrario, Steolo, la pressione di Zottolo su di lui. Calcio di punizione fuori da Femice Z Rugby Rovigo Delta, oltre 3 break praticamente. Abner Varrenen sulle bandierine, Cadorini, palla fuori, Kaila, palla che fa fatica ad uscire, arriva in questo momento il calcio di Apolis Ceballos, la meta del Viadana. La trasformazione doppio cambio rosso-blu dentro
Andrea Visentin e anche bandierine su. Ancora Pippo Cadorini, Abner Varrenen, Matteo Moscardi, prova lui, occhio a non isolarsi. Abner Varrenen, un buon piede per Leo Sarto, vediamo il rimbalzo. Affrancato da Leo Sarto, centimetri di bellezza, che dice la faccio segnare ad Andrea Visentin. Sbaglia Abner Varrenen, lancio lunghissimo, la presa Matteo Boschetti, ancora il drive, ancora palla persa anche di Abner Varrenen che non gestisce il pallone. Finisce qui il match con la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta per 29-7 sul Viadana. Prossima sfida. Dicevamo Rovigo alle ore 18, che sia chiaro, avevamo detto la settimana scorsa, ma ribadiamo ore 18, gioca a Reggio Emilia al Mirabello sabato contro il Valo Rugby. Il posticipo, o meglio, l'orario è cambiato, è dato dalla volontà delle due squadre di avere una partita maggiormente confortevole. Giocare a Luna non è semplice ovviamente, se si gioca in trasferta, e dare l'opportunità a tutti i tifosi comunque di seguire la nazionale impegnata nelle 6 nazioni. Allora Nicolas, con Valo Rugby è ovvio che c'è ancora un po' di quel amaro in bocca della partita d'andata. Come state preparando? Cosa state facendo? Sì, stiamo preparando questa settimana come le altre, conosciamo il gioco del Valo Rugby, sappiamo dove vogliamo andare a colpire, sappiamo come vogliamo giocare e il piano di gioco rimane sempre quello, cerchiamo sempre di batterli fisicamente, di essere migliori di loro nel gioco. L'unica cosa che dobbiamo concentrarci è la cosiddetta consistenza, come abbiamo detto prima, quindi dobbiamo essere molto precisi e siccome queste partite che abbiamo visto sia col Petrarca e col Calvisano sono partite di pochi punti e quindi la squadra che ci metterà quel pizzico in più probabilmente vincerà la partita. Quindi consistenza, che equivale anche a disciplina, una disciplina che ha messo in difficoltà Rovigo sia col Petrarca sia con Reggio la scorsa stagione, scusate, la partita d'andata. Quanto è importante? È retorico dire importantissimo, però importantissimo. Sì, perché se non sbaglio abbiamo perso contro Petrarca l'ultimo secondo, ma anche Reggio uguale, sì, no. Sicuramente disciplina, ragazzi, è una cosa importantissima, soprattutto a questo livello. Un errore alla fine può buttare via una partita, sicuramente. Ecco, Nicolas, Gio prima faceva menzione alle partite, no? Che Rovigo ha giocato nell'ultimo periodo. Fiamme, ovviamente una tra le papabili playoff, Lions che sono un po' magari in declino rispetto all'andata, Viadana che non sta vivendo il periodo migliore della stagione. Adesso 2 sfide importanti, però Gio da grande bersagliere qual è, dice con le squadre di alto livello Rovigo reagisce sempre. È vero questa cosa, che noi siamo più in difficoltà con le squadre magari meno attrezzate sulla carta rispetto a quelle più forti? Sì, alcune volte capita questa situazione, mentre altre volte invece c'è una netta differenza, come si è potuto vedere con i Lions in casa nostra. È una condizione alcune volte mentale, poi in determinate situazioni magari può capitare che c'è un periodo e capita a tutte quante le squadre. Però quando c'è da combattere e giocare con le squadre più forti si dà sempre il meglio di se stessi e si è sempre concentrati, come si è potuto vedere in altre situazioni di difficoltà, come è stato il periodo di Petrarca, tra casi Covid e varie cose. Abbiamo giocato una buona partita consistente e abbiamo dimostrato di valere nonostante la situazione di difficoltà. Ecco, tu hai parlato hai detto che Rovigo si sta preparando a questa sfida con Valo Rugby, studiando Valo Rugby, quindi non spoilerando quelle che sono diciamo le strategie rossoblu. Quali sono i punti di forza della squadra di Manghi? Beh, diciamo che sono una squadra con buone individualità, sappiamo che sono venuti da Rovigo, andati da Rovigo e giocatori come Cioffi, Diego Antl e hanno molti altri giocatori di qualità, quindi di sicuro l'individualità è un aspetto che li caratterizza come squadra. Ecco, Gio,
Valo Rugby è una squadra che insomma pretende di andare ai playoff, giustamente, e anche pretende al titolo. Tu hai fatto parte di una squadra che in un periodo storico in cui si assomigliava un po' al Valo Rugby, nel senso grandi investimenti, non sempre i grandi investimenti coincidono con lo scudetto. Sì, per me però Andrea è un pochettino diverso. Secondo me quell'anno lì abbiamo comunque giocato un bel rugby durante tutta la stagione. Arrivare in finale abbiamo arrivato un po' corto, no? Invece il Valo Rugby anche durante la stagione non tanto consistenza, su, giù, sì, è difficile. Ecco, Nicolas, tu è ovvio che non ti puoi esporre più di tanto, anche perché c'è la partita sabato. Sei d'accordo col punto di vista di Joe riguardo Reggio o in genere delle squadre vincenti? Sì, io penso che una cosa che faccia la differenza è il componente squadra, il componente che lega i compagni, il gruppo che viene a formarsi. E non tutte le squadre, anche se hanno dei nomi importanti, diventano per forza delle squadre fenomenali. Sono sicuramente delle ottime squadre, ma il fattore che poi fa la differenza in campo è il fattore gruppo, dal mio punto di vista. Ecco, mi è sembrato di notare durante la settimana qualche sorriso in più durante gli allenamenti, me lo confermi? Sì, è un clima di positività, non è un sorriso per scherzare o per Sì, giusto perché il clima mi sembra Sì. sia buono in questo Sì, periodo. è un clima positivo, è un clima dove siamo contenti, ci piace come lavoriamo bene e questo ci aiuta a migliorare. Ecco, tu sai Gio che Nicolas forse è il giocatore con la più alta percentuale realizzativa della storia della Rugby Euroliga. Sì, è vero? Tu hai quante presenze? Al suo 5-6 ne dovrebbe avere. Ecco, e hai? Ho 3-4 mete, ho fatto la prima con la Polonia quando ho La fatto Russia? un pre-stagione. No, la Polonia. Sì. Diciamo ufficiali hai 3 mete. Ufficiali 3 mete. 3 mete e 5 presenze probabilmente. Sì. Ecco, quindi sono una media altissima. Sì, no, è una media altissima, sì. Ecco, diciamo che la cosa più incredibile di quel discorso che stai facendo, a parte la meta con i Lions, se non ricordo male, è stata la tua prima, Sì. con i Lions, che hai fatto in bandierina verso il lato spogliatoi, è stata quello che è successo col Petrarca poi all'andata, no? Leo Sarto in dubbio, gioca 5 minuti, poi non ce la fa, entri tu, 10 minuti segni. Come si fa a entrare così a freddo, essere così lucidi, avere la capacità di segnare? Quella meta è diversa rispetto alla meta di Mogliano, che era un cross kick, e tu insomma hai avuto un'ottima giocata al volo e sei andato in meta. Mentalmente com'è? Tac, entri, segni col Petrarca? Sì, diciamo che ero un po' ansioso anche perché non avevo giocato molte altre partite prima durante l'anno. Entrare, poi ovviamente la meta non è nata dal nulla, c'è stata una giocata di squadra. Abbiamo fatto un line break, siamo arrivati vicino all'area di meta e alla fine il passaggio definitivo me l'ha fatto Luca Borin e mi sono trovato con la palla davanti alla meta e ho semplicemente segnato, ma la sensazione è una sensazione che mi ha dato sicurezza e mi ha aiutato a prendere confidenza per il resto della partita, anche perché entrare così dal nulla, 2 minuti dall'inizio, in una partita così tesa e importante, non è facilissimo da alcuni punti di vista, soprattutto per una persona che non è abituata a giocare troppo in generale. Ecco perché arrivavamo dalla sconfitta dei Lions, sconfitta Valo Rugby, Sì. situazione difficilissima col Petrarca perché avevamo tante defezioni, squalifica di Jacques, Leo che non stava bene, poi si è trovato là e poi non solo la meta ma poi tutta la gestione della partita è stata una gestione insomma ottimale. Sì, infatti è stata un'ottima partita, purtroppo anche lì decisa all'ultimo secondo, non l'unica di quest'anno, ma anche quella decisa all'ultimo secondo, e è andata così, però la presenza della squadra è stata ottima, abbiamo giocato bene, siamo stati contenti del lavoro compiuto durante quella partita e dei miglioramenti e di quello che abbiamo fatto in campo. Ecco, venendo a te Nicolas, tu sei arrivato l'anno scorso, quest'anno confermato, l'anno scorso eri il più giovane, quest'anno non lo sei più di poco, voglio dire. Tu fai parte di un reparto con gente di esperienza, ovviamente. Com'è vivere la tua quotidianità, il fatto di ritagliarti uno spazio per poter giocare? Come si fa ad ottenere questo? Anche come suggerimento
agli altri ragazzi, abbiamo un Under 19 che è in crescita, per cui insomma anche come suggerimento ai tuoi coetanei. Intanto ho la fortuna di trovarmi con delle persone d'esperienza, è una fortuna prima di essere una sfida, perché ti aiutano loro stesso a migliorare, chiedere consigli, chiedere dove posizionarsi, cosa fare, alcuni lavori, chiedere una mano per fare alcuni esercizi, come affrontare determinate situazioni in campo, aiuta molto da questo punto di vista. Quindi il primo consiglio che mi viene da dare è ascoltare le persone più grandi, le persone con più esperienza, e successivamente dare sempre il massimo e cercare di dare se stessi in ogni allenamento per dimostrare che ci si merita il posto in campo. Gio, interessante quello che dice Nicolas, no? Perché da una parte c'è il lato giocatore giovane che vuole arrivare, vuole prendersi il proprio spazio, vuole dire io ci sono e sono forte, dall'altro c'è un allenatore che deve fare delle scelte. L'allenatore tante volte è giocatore di esperienza rispetto alla voglia di un giovane di entrare. Come vengono gestite le aspettative di un giovane, la sicurezza che ti può dare magari un giocatore con più esperienza durante la settimana, durante le partite? Sì, è una domanda particolare perché dipende anche di tante cose, dipende contro chi giochi, dipende un paio di cose. Se un giovane ha bisogno di minuti o no, sì. È difficile, però comunque le scelte che prendi è sempre per il migliore della squadra, quello è assolutamente vero. E come si fa ad instaurare un rapporto con un giocatore che magari è lì, che vuole giocare e insomma magari viene un po' abbattuto, nel senso le aspettative sono alte, vorrebbe giocare di più? Come si gestiscono questi momenti? Di essere molto chiaro dall'inizio di stagione, sai, di far capire a tutti che siamo una squadra solo, che non esiste un gruppo di 15, però siamo un gruppo di 35. Parlare già all'inizio stagione di queste cose, di far capire ai giocatori che ognuno ha un ruolo dentro la squadra. È importante per loro capire anche che questo ruolo può cambiare settimana a settimana. Può essere che una settimana sei in campo con i ragazzi, può essere che una settimana sei in tribuna come tifoso, può essere anche che sei in panchina. Ogni settimana ogni giocatore ha un ruolo per aiutare la squadra, l'unica cosa è che può cambiare ogni settimana. Però quando lo dicevano a te che giocavi, quando ti arrabbiavi? Quando tu giocavi dicevano Gio, sì. Sta settimana vai a fare il tifoso. È successo poco, eh? Sì, è successo poco, però comunque non è mai facile, sai, per un giocatore, soprattutto per un giocatore giovane che sta lavorando, impegnando ogni settimana, non è una cosa. E poi per noi in Serie A è ancora più difficile perché tu sai che i ragazzi lavorano tutto il giorno, abbiamo i giovani che sono studenti la mattina fino al pomeriggio tardi, allora di mettere dentro il tempo e l'impegno che metti dentro giorno dopo giorno e sentire che non sei in campo è una cosa ancora più difficile, capito? E per quello è molto importante di essere chiaro all'inizio stagione su queste cose qua. Ogni volta che ti vedo dico ma complimenti, andando bene il Badia, no? Vittoria la settimana scorsa, quando siamo sentiti con vittoria sul Verona, vittoria contro il Tarvisio, e tu mi dici sì, però insomma sì, non sei mai contento Gio? No, non è così. Sono molto contento, sono molto contento. Sono molto contento con il nostro gruppo, sai, secondo me abbiamo un bellissimo gruppo, un bel equilibrio tra non vecchi, però i giocatori con esperienza e i nostri giovani, che il nostro obiettivo come società non è tanto quest'anno di vincere tutto, ma di arrivare dopo 2 o 3 anni a un punto di importanza, capito? E di creare una cultura vincente, che è una cosa che secondo me mancava da più di qualche anno. Ecco, c'è da dire che uno degli aspetti probabilmente più positivi dell'anno è stato questo continuo scambio tra Badia e Rovigo, no? Durante la stagione, il fatto di condividere ragazzi, allenamenti, cosa che era già successo, aspetto legato alla Coppa Italia, adesso l'ultimo con Riccardo Ghelli, per cui è un rapporto diverso, mi pare. Sì, per me è un rapporto molto molto importante, sai, molto importante, perché questo dà anche un po' di motivazione ai nostri giovani. Se vedi anche quello che è successo con Riccardo Ghelli, il fatto che c'è stata un'opportunità per lui di venire a allenare qua e giocare qua quest'anno a Rovigo ha aiutato sicuramente il lavoro che ha messo dentro lui per noi, ma non solo per lui, per tanti altri giovani. Allora, è una cosa che aiuta tanto, ma è anche bello vedere i nostri giovani fare quel step in più, perché uno dei modi di misurare il nostro successo lì
e vedere anche quanti dei nostri giocatori può andare a quel next level, no? Allora per noi è una cosa bellissima, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Ecco, tra l'altro un campionato di Serie A in cui nel tuo girone sono Vicenza e Valsu che insomma combattono per il primo posto. Sì. Come andrà a finire secondo te? No, guarda che due squadre messi veramente bene, allenato bene, hanno tanta profondità, tanti bei giocatori. Sì, è difficile dire, secondo me Vicenza in questo momento ha qualcosa in più, sono molto precisi come squadra, fisicamente veramente forte. Secondo me loro alla fine hanno qualcosa in più, secondo me, però questo non vuol dire che Valsugana non è lì spingere fino alla fine. Anche perché poi dopo non è che passa chi vince il girone col Badia, c'è tutto un lavoro diverso. Certo. Quindi ci sono tutti gli spareggi con i vari gironi di Serie A. Sì, certo, non è facile. E con gli altri gironi hai un po' sott'occhio la situazione oppure no? Sì, c'è gli altri due non sono messi male, hanno anche qualche squadra interessante, però secondo me questo girone qua forse, come sappiamo in Veneto ultimamente, negli ultimi anni, sempre qualche squadra in più, in base a qualità, però Biella sta andando molto bene. Custorino sta andando molto bene, sì, no, diventa interessante. È vero che Vicenza e Valsu sono due società completamente diverse, perché Valsu da anni, no? Sì. Alimenta con il settore giovanile e il Vicenza è un po' una nuova realtà, nonostante che a livello di settore giovanile abbia insomma dato in là a tanti giocatori interessanti, Trulla, Zambonin, Nicola Piantelli, insomma sono due società diverse. Sono diverse anche in campo nella loro cultura rugbistica o hanno solo societariamente a livello di club queste diversità? Secondo me Valsugana è un bel esempio di una squadra che sta andando avanti sul lavoro che hanno fatto 5, 6, 7 anni fa. Hanno creato secondo me negli anni di Polaru un cultura di quello che ti ho detto prima, che stiamo provando di creare anche noi, un cultura vincente, un cultura importante che può portare avanti la società per tanti anni. Secondo me vivono ancora molto fortemente questa cultura lì dentro il loro club. Vicenza secondo me è iniziato ad andare per quella strada lì, forse qualche spinto economico in più. Se vai a vedere anche i giocatori che hanno comprato quest'anno, sono giocatori importanti, sicuramente è una cosa che aiuta. Certo, e quindi l'importanza nel tuo caso, voglio dire, quando i budget non sono incredibili, di fare quel gruppo, di creare quella mentalità, quella cultura di cui parlavi prima. Per me cultura è re. Il momento che riesci a creare una cultura di importanza, una cultura vincente, vedi i risultati per tanti anni secondo me. Parlando di cultura rugbistica, dobbiamo parlare anche di cultura digitale, insomma sappiamo perfettamente quanto siano importanti i tifosi, quanto siano importanti le piattaforme social e digital. Nicolas è generazione Z pura, per cui non andiamo nemmeno su Facebook, andiamo direttamente su Instagram. Facebook forse non ce l'hai nemmeno. No, Facebook. Dai, su, siete vecchi voi che avete Facebook. Allora, su Instagram, quali sono i tuoi hobby fuori dal campo? Beh, allora, intanto oltre a fare il giocatore, io sono anche studente. Cosa studi? Studio ingegneria aerospaziale a Padova e sono al secondo anno, sto seguendo le lezioni. Interessante direi come corso di studi. Sì, è particolare, diciamo, non è una cosa che si sente spesso. No. E quindi lo sviluppo poi lavorativo sarebbe? Ci sono tanti sbocchi dall'ingegneria, molti simili all'ingegneria meccanica, però oltre ad andare a lavorare in agenzie che possono sviluppare ad esempio la costruzione di satelliti o di navi spaziali, Certo. però in generale qualsiasi cosa che riguarda l'aerodinamica in realtà, quindi potresti andare a lavorare anche in un'agenzia di automobilistica oppure tipo alla Ferrari, queste cose del genere. Ok. E poi qual è la meta che ricordi in modo particolare? Scrive Vanessa. Allora, in generale con la maglia della Rugby Rovigo la meta che mi ha suscitato più emozioni è stata la mia prima in assoluto con la Polonia, è stata la meta Fatta più... qui. Esatto. E mi ha suscitato davvero tante emozioni anche perché ero al mio tipo quarto anno di superiori e
quindi avevo 17 anni. Tra l'altro una partita di inizio agosto, una roba... Sì, era una delle prime proprio partite, ho fatto il prestagione con Rovigo e mi ha segnato quella meta. È stato fantastico, la sensazione anche col gruppo della squadra. Purtroppo non ho continuato l'anno con la squadra, ma sono andato in accademia, sono rimasto con l'Under 18, ma quell'emozione lì è stata indimenticabile. Poi, ciao Nick, c'è qualcuno che ti manca dei ragazzi dell'anno scorso? Perché proprio Masta è lui che scrive, insomma, un po' autoreferenziale, Masta. No, allora, tutti mi mancano, tutti i ragazzi dell'anno scorso, ho creato un bellissimo rapporto e quando li rivedo ci salutiamo sempre col sorriso. Poi è ovvio con Masta un bellissimo rapporto, qualche volta torna e facciamo due chiacchiere su come va l'anno uno all'altro. Bene, Gio, qual è la meta che ricordi con maggior felicità della tua carriera a Rovigo? Le mie mete? Sì. Non so, è stato troppi, sai. Hai segnato troppe mete? No, sto scherzando. No, non mi ricordo, non so, qualcuno ha detto lì dietro che contro Sandona, penso, ho fatto una meta contro Sandona, che ha intercettato la palla, calcetto, è andato in meta sotto i pali. Più interessante, la meta più interessante è quella. Beh, anche quella in finale, forse, a Calvisano? No? No, finale no. Perché dopo in finale non è andata bene. Ecco, niente, teniamo quello Una di volta è andato bene. Sandonà, teniamo quella di Sandonà, perfetto. Allora, facciamo una cosa, siamo in chiusura di trasmissione, sabato ore 18, Mirabello di Reggio Emilia, in diretta anche su Eleven Sport. C'è la partita, ovviamente, tra Valo Rugby Emilia e FMC Z Rugby Rovigo Delta. La settimana successiva, Derby d'Italia, qui allo stadio Mario Battaglini, venerdì 18 marzo, ore 19. Queste sono un po' gli appuntamenti per i prossimi 15 giorni. 2 settimane off per la FMC Z Rugby Rovigo Delta, per il weekend del 26, il weekend del 2 aprile, per dare lo spazio anche a Calvisano, principalmente di recuperare le partite. Poi ad aprile ci sarà 8, 15, 22. Quelli saranno i 3 weekend con i quali si concluderà la regular season. Molto bene, Nicolas, grazie mille per essere venuto. Grazie a tutti voi. Dopo, se ho qualche problema sulla velocità vengo da te, ok? Perfetto. Gio, in bocca al lupo ancora per la stagione, complimenti per quello che state facendo e un saluto a tutti gli amici di Badia e i tifosi di Badia. Grazie mille. E noi ci sentiamo settimana prossima, ovviamente martedì con la partita e giovedì ancora con Rugby House. Buonanotte.